Autonomia alla bozza ieri sera in Consiglio dei Ministri, spunta un controdossier del Movimento 5 Stelle, il ministro Stefani, nodi ancora da sciogliere, Zaia, ultimo miglio, ora tocca alla politica, prima della firma passaggio in Parlamento. Caccia alla banda di 4 rapinatori armati di pistola che ha assaltato la villa di un noto avvocato trevigiano, il professionista picchiato, spariti gioielli e contanti. Colpi e rapine alle abitazioni di numerose province del Veneto, i carabinieri bloccano una banda di 4 rom nella bassa padovana. Picchia e deruba il 91enne che doveva accudire, poi spende i soldi alle slot machine, badante scoperte e denunciate nel Vicentino. La terribile tragedia del pomeriggio di ieri ad Arsiero, un 12enne che stava giocando con i suoi amici a calcio quando si è accasciato a terra senza vita. Sparisce un attrezzo di cancelleria dalla classe, la maestra incolpa un ragazzino di 10 anni, lo perquisisce ma non trova nulla, i genitori denunciano, ora la prof è indagata. La Valle di Venezia ha firmata l'ordinanza per gestire la prevista invasione di Calli e Campielli, tornano transenne e sensi unici. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali è in primo piano. L'autonomia del Veneto, ieri sera la bozza finale presentata dal ministro Erika Stefani in Consiglio dei Ministri. A quanto pare non mancano le resistenze, soprattutto dal Movimento 5 Stelle, che avrebbe preparato un controdossier, quindi la tensione all'interno resta. Il ministro Erika Stefani dice, conferma, ci sono ancora nodi da sciogliere, il passaggio sarà fatto anche ovviamente in Parlamento, per Zaia siamo all'ultimo miglio, dice il governatore, ma appunto passata la parte tecnica ora tocca davvero alla politica. Sentiamo. Nello spazio di pochissimi giorni, nell'arco presumibilmente di una settimana, si dovranno sciogliere questi nodi di poter così formulare una proposta definitiva alle regioni. Il governatore Zaia l'ha chiamato l'ultimo miglio. La maratona autonomia, iniziata il 22 ottobre 2017 con le urne del referendum, vede il filo di lana del traguardo, ma non basta. La conferma arriva alla fine del Consiglio dei Ministri, nel quale Erika Stefani presenta la bozza, il testo. Gli ostacoli sul rettilineo non sono pochi e vengono da ambiente, infrastrutture, cultura e sanità. Lo sa bene anche lo stesso governatore che già in mattinata indicava la percentuale dell'intesa. Siamo a un 70%. Vanno risolte delle criticità, se no no. Cioè bisogna che ci siano criticità risolte, ma lo sappiamo, non mi preoccupo perché abbiamo lo spazio per trattare ancora. Del resto ragazzi questa lo sapevamo dal primo giorno che non era una passeggiata. Fase tecnica comunque conclusa, dice Zaia, ora tocca alla politica. Penso che settimana prossima ci sarà un confronto politico fra me, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, poi si offrirà alle regioni il frutto di questi mesi di lavoro e intanto si valuterà come coinvolgere il Parlamento. Una volta firmata l'intesa è difficile che ci sia un disegno di legge che possa essere emendato, perché comporterebbe una modifica della stessa intesa. Ma a prescindere da questo è indiscutibile che ci sarà un confronto parlamentare prima della firma dell'intesa, perché così è giusto di coinvolgere il Parlamento, è giusto che tutti i colleghi sappiano come si sta svolgendo questa struttura. Insomma, l'autonomia si può bocciare, ma non cambiare. La frenata del Movimento 5 Stelle però non è di poco conto, pentastellati che avrebbero preparato un controdossier. Non lo so, chiedetelo a loro. Io i report li vedo sempre in ritardo e quindi non so, chiedetelo a chi l'ha fatta. L'accordo invece è già stato trovato sul tema cruciale delle risorse economiche e il ministro Stefani puntualizza. Non vi saranno penalizzazioni a carico di nessuna regione, proprio per il sistema con il quale è stata costruita. Sistema che tra l'altro è stato anche avallato dallo stesso Ministero del Tesoro, il Ministero e la segreteria e la ragioneria. Si tratta di un meccanismo in base al quale le competenze attribuite alle regioni vengono gestite con delle risorse pari al costo storico che già lo Stato sostiene in quella regione. Semplicemente si porterà la spesa pubblica verso il fabbisogno standard che già si sta facendo per province e comuni. Significa efficientamento. Tutto questo mentre il Sud ribolle di rabbia, ma ancora una volta arriva l'appello a guardare all'autonomia come una possibilità per tutti. L'autonomia non fa nient'altro che dare la possibilità a chi meglio conosce il territorio che non quelli che lavorano in quel territorio di poter dare delle risposte, trovare delle soluzioni e inventarsi delle opportunità.
Di questa mattina le parole del Presidente della Camera Roberto Fico del Movimento 5 Stelle arrivando a Napoli per un convegno promosso dalla CISL proprio in merito al dibattito sull'autonomia delle regioni. Ha detto: da Presidente della Camera dico solo che è importante, importantissimo che il Parlamento abbia un ruolo centrale nella questione delle autonomie, non può avere un ruolo marginale in un'attività così importante. Noi, ha detto, abbiamo nella nostra Costituzione l'equa distribuzione delle risorse, quindi da questo punto di vista non deve accadere niente, ma insomma in qualche modo l'aveva già rassicurato sia Salvini dicendo non ci saranno cittadini di Serie A o di Serie B, sia la stessa Stefani con le parole che abbiamo sentito nel servizio. Sempre questa mattina il sindaco di Milano, Beppe Sala, del Partito Democratico, in una diretta Facebook dice: chiarite agli italiani di cosa si sta parlando. Credo che nessuno si mette preconcettualmente contro, però chiarite, fermatevi e chiarite. Insomma, le resistenze ci sono. Tra i nodi da risolvere, come dicevamo, da sciogliere, ci sono quelli delle infrastrutture, trasporti, sanità, cultura, tutti ministeri, e lo sappiamo, a 5 Stelle, ma intanto dai banchi del Consiglio regionale proprio i grillini rassicurano: non saremo noi a fermare l'autonomia. Sentiamo. Nessuna resistenza dai ministeri a guida 5 Stelle, secondo il capogruppo in regione Jacopo Berti, che assicura: il movimento non si metterà di traverso, ma anzi ha collaborato e collabora attivamente a un percorso che sta per concludersi in positivo. Il resto, sostiene, sono illazioni. Abbiamo visto il ministro Stefani pubblicamente assieme col ministro Toninelli, il ministro Grillo, il ministro Di Maio, proprio per portare a casa nel migliore e minor tempo possibile questi dossier. Quindi da parte nostra massima disponibilità per dare il via libera all'autonomia. Di autonomia annacquata parla invece il Partito Democratico, col capogruppo Stefano Fracasso, che si chiede dove sia finita la richiesta dei 9 decimi delle tasse. È una proposta che assomiglia più a quello che noi dicevamo 2 anni fa, che non a quello che Zaia aveva scritto nella sua legge 2 anni fa. Sono spariti i 9 decimi delle tasse che dovevano restare, è sparito il residuo fiscale e si ragiona di competenze e di costi storici. Un cauto ottimismo si respira invece tra le file di Lega e Lista Zaia. Le richieste del Veneto sono chiare, abbiamo presentato una piattaforma molto articolata peraltro e ci sono ancora dei punti ancora da chiarire, però stiamo arrivando a un punto di definizione su tutte le materie, quindi anche io sono ottimista come il Presidente, come i nostri colleghi qui in Regione Veneto, sono ottimista sul fatto che arriveremo senz'altro a una risposta positiva in tutti i settori. Adesso dall'autonomia alla cronaca e una pagina sulla sicurezza nelle abitazioni a partire dalla violenta rapina in una villa di un noto avvocato trevigiano. 4 banditi armati di pistola, adesso è caccia a questi banditi. Hanno atteso che l'avvocato rientrasse dal lavoro, lo hanno preso alle spalle e lo hanno obbligato ad entrare. Un comando formato da 4 persone armate con il volto travisato da passamontagna, guanti sulle mani per non lasciare tracce. I banditi sono rimasti nella villa dei coniugi Gregori per 40 interminabili minuti. L'avvocato è stato colpito con calci e pugni, gli hanno puntato la pistola in faccia, volevano sapere se nella casa c'era una seconda cassaforte. La prima era stata già aperta dalla moglie, trascinata dai malviventi stanza per stanza per raccimolare preziosi denaro. L'assalto è avvenuto poco dopo le 19 a Sant'Antonino. L'avvocato aveva appena varcato il cancello quando è piombato nell'incubo e nel terrore. Prima i banditi gli hanno intimato di stare zitto, poi lo hanno preso a calci e pugni ripetutamente. Lui è rimasto a terra rannicchiato dopo essere stato colpito più volte. I malviventi hanno preso sotto braccio la moglie e l'hanno trascinata in tutte le camere. Hanno raccimolato alcuni gioielli, anelli, orecchini, la collezione di orologi antichi ed alcuni contanti, ma non erano soddisfatti, volevano più soldi. La moglie ha aperto anche la cassaforte che hanno nella villa, che però conteneva solo documenti. Così i malviventi hanno puntato nuovamente la pistola contro il legale. Volevano sapere se avevamo una seconda cassaforte, ma non l'abbiamo. Poi il comando ha deciso di andarsene non prima di aver chiuso marito e moglie dentro una stanza. È stato l'avvocato a riuscire a liberarsi e lanciare l'allarme. Sul posto gli uomini della squadra mobile di Treviso. Siamo provati e sotto shock, ha spiegato Alfredo Scarpa Gregori, che è andato in ospedale per farsi medicare. Un incubo, però difficile da dimenticare. E agivano proprio nelle abitazioni, anche nelle ville, con colpi e anche rapine. Una banda di 4 rom croati che è stata smantellata però in questo caso dalle forze dell'ordine, dai carabinieri nella bassa padovana. Ci racconta tutto Valentina Visentin proprio da Padova. Valentina.
Il buongiorno da Padova per raccontarvi di un'importante operazione dei carabinieri che ha portato all'arresto di una famiglia criminale, padre e madre, 2 figli che hanno compiuto numerosi furti e rapine in abitazioni un po' in tutto il Veneto. Colpite le province di Padova, Venezia, Vicenza, Rovigo, si sono spinti anche in Toscana, nella provincia di Lucca. I 4 sono stati arrestati, erano residenti a Saletto, nella bassa padovana, sono una famiglia di origine rom, avevano un modus operandi ben definito, utilizzavano infatti delle autovetture cambiate con frequenza e testate ad un prestanome per compiere i sopralluoghi nelle abitazioni individuate. Una volta accertato che non ci fossero impianti di allarme o cani a sorveglianza, agivano utilizzando cacciaviti e piedi di porco. Ingente la resurtiva sequestrata dai carabinieri di Este, che hanno condotto l'indagine durata per più di un anno insieme alla Procura della Repubblica di Rovigo. Da Padova per il momento è tutto, ulteriori aggiornamenti su questa notizia nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Grazie a Valentina Visentin. Un'altra rapina, in questo caso la vittima è un anziano di 91 anni, una badante moldava, 37enne, pregiudicata, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora, infatti ha aggredito e strattonato un anziano di 90 anni per sottrargli tutti i suoi risparmi. È avvenuto a Sovizzo, nel Vicentino. La donna, che lavorava da poco presso l'anziano, ha trovato e preso una cassettina contenente 1.900 euro che il novantenne aveva nascosto dentro l'armadio. L'uomo si è accorto di quando la badante stava per fare e ha cercato di fermarla, ed è così che la donna lo ha strattonato e fatto cadere a terra. Il 91enne però non si è perso d'animo e ha chiamato i carabinieri, che hanno trovato poi la donna mentre stava spendendo una parte dei soldi in una sala slot di Vicenza. È stata denunciata per rapina aggravata e il novantenne, medicato con una prognosi di 6 giorni, ha potuto riavere almeno una parte del denaro che gli era stato rubato. Ancora da Vicenza, dalla provincia di Vicenza ad Arsiero, questa volta però per l'assurda tragedia di un ragazzino di 12 anni che, mentre si sta divertendo con i suoi amici giocando a calcio, muore improvvisamente. È stato inutile l'intervento dell'elicottero del SUEM sceso ad Arsiero nel disperato tentativo di salvare la vita a un ragazzo di 12 anni appena. Un pomeriggio come tanti di divertimento, quello di giovedì per Samuele Meneghini. Al campetto parrocchiale stava giocando a calcio con i suoi amici di sempre. Non si sentiva troppo bene, avrebbe raccontato poco prima del malore, ma dietro al pallone correva lo stesso. Pochi istanti e Samuele, crollato a terra, soccorso dai compagni di gioco e dagli adulti presenti che hanno capito la gravità della situazione e iniziato a praticare il massaggio cardiaco. Disperata la telefonata al 118, che sul posto ha inviato anche l'elisoccorso, ma ogni tentativo di ridare fiato al corpicino del ragazzo si è rivelato inutile. Una notizia che ha fatto il giro di tutto il paese, lasciando tutti sotto shock. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. 10 anni invece all'alunno che è stato sospettato dalla maestra, siamo nel Padovano, di aver rubato un materiale di cancelleria in classe. Per questo la maestra lo ha perquisito non trovandogli nulla, e poi il ragazzino ha raccontato tutto alla famiglia. La donna, adesso la prof, è indagata. Sparisce un attrezzo di cancelleria dalla classe, la maestra incolpa un ragazzino di 10 anni, lo perquisisce ma non trova nulla. Il piccolo torna a casa, racconta tutto ai genitori che fanno una segnalazione ai carabinieri e la procura avvia le indagini. Ora un'insegnante che lavora in un istituto dell'Alta Padovana è indagata per perquisizione arbitraria. A fine gennaio avrebbe obbligato uno dei suoi alunni di quinta elementare a subire una vera e propria perquisizione con tanto di tasche controllate e cartella aperta. Il piccolo nega di aver mai preso alcuno strumento, ma l'insegnante vuole andare a fondo della questione e decide di verificare accuratamente anche i suoi abiti. La donna porta il bambino fuori dall'aula, gli fruga nelle tasche dei pantaloni e dentro il grembiule. Della pinzatrice non vi è traccia, ma il ragazzino viene profondamente segnato da quanto successo. Quando torna a casa scoppia in lacrime davanti alla madre, raccontando tutto quello che è accaduto durante la mattinata a scuola. La donna decide di andare a fondo della questione, parla con la preside e fa partire un'indagine interna. La questione arriva anche ai carabinieri, che avviano gli accertamenti. Insieme ad un pool di psicologi sentono i piccoli e la loro versione per capire come effettivamente siano andati i fatti, quanto l'insegnante abbia esagerato e se sia la prima volta o vi siano stati altri episodi. Purtroppo spesso dobbiamo raccontarvi anche in questi giorni di violenze ancora sulle donne di diverso tipo, sia dall'esterno sia in casa.
allora continuano a esserci dei boom di richieste di corsi di autodifesa per le stesse donne, come è accaduto in Comune di Venezia con il boom di iscrizione proprio a questo corso di autodifesa. Doveva essere un esperimento, ma nonostante la scarsa pubblicità, un vero diluvio di domande è piovuto sull'iniziativa organizzata dal consigliere delegato alla sicurezza partecipata Enrico Gavagnin e dal comitato di quartiere Pertini. Corsi di autodifesa riservati alle donne, con un maestro di karate proveniente dai ranghi della Polizia di Stato. Questo progetto era nato come progetto pilota, è un test, ci aspettavamo 15-20 persone, al massimo 40, insomma, da suddividere poi in un paio di corsi. Fin da subito invece abbiamo avuto tra i 70 e le 80 iscrizioni da tutta la terraferma e anche una parte della Venezia centro storico. Numeri che testimoniano il crescente bisogno delle donne di sentirsi al sicuro quando camminano per strada nel comune di Venezia e hanno portato gli organizzatori a formare una seconda classe per far fronte alla pioggia di iscrizioni. Qui nel passato abbiamo avuto anche parecchie aggressioni, soprattutto nel femminile, e quindi una manifestazione di questo tipo, una formazione soprattutto di questo tipo ci pareva, ecco, la cosa migliore. I corsi, organizzati in 10 lezioni nella palestra di Via Gagliardi, oltre a insegnare a difendersi fisicamente da un'aggressione, affrontano l'aspetto psicologico, aiutando le donne a prendere consapevolezza delle proprie possibilità grazie alla collaborazione di una professionista dei servizi sociali del comune. Oltre a lavorare sull'aspetto fisico, quindi a lavorare sulla percezione che la donna acquisisce del proprio corpo, quindi limiti e potenzialità, lavora molto anche sulle idee, quindi sulla percezione che la donna acquisisce della propria autoefficacia, quindi sono corsi che stimolano l'autonomia personale. Ancora il nostro Tommaso Stoppa, ma stavolta al telefono in diretta per raccontarci di un nuovo vertice, a quanto pare, sulle grandi navi a Venezia, un vertice che si terrà a Roma la prossima settimana. È così, Tommaso? Sì, buongiorno a tutti da Venezia. Il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli ha convocato per martedì mattina a Roma il sindaco Luigi Brugnaro e il presidente della regione Luca Zaia per discutere il tema delle grandi navi da crociera, dopo l'incontro già avuto con i vertici delle compagnie di navigazione, dal quale era emersa ancora una volta unità di intenti nel voler spostare le navi al di fuori del bacino San Marco e del canale della Giudecca, tema su cui nessuno eccepisce da anni, ma ancora non si è trovata una soluzione. Al vertice di martedì non è stata invitata l'autorità portuale, che circa un mese fa aveva inviato al Ministero 13 dossier su altrettante possibili soluzioni a questo annoso problema e si vocifera di rapporti piuttosto tesi tra il Ministero e il Presidente del Porto Pino Musolino. Restano comunque sconosciuti al momento gli orientamenti di Toninelli e del governo in generale, dopo il comunicato di alcuni giorni fa che annunciava l'accordo con le compagnie per spostare le navi al di fuori della laguna, ma poi è stato parzialmente smentito dagli stessi operatori della crocieristica. Comune e Regione premono da tempo su una soluzione mista, che era quella poi proposta anche dal Porto, le navi di dimensioni più grandi a Marghera, quelle invece di stazza inferiore alla Marittima, attraverso l'allargamento del canale Vittorio Emanuele. E invece i grillini in campagna elettorale avevano promesso di non far mai più approdare navi da crociera di nessun tipo in nessun punto della laguna. Da allora il governo non ha mai preso una posizione chiara e forse martedì si farà luce su questa annosa vicenda. Per il momento da Venezia è tutto. Grazie a Tommaso Stoppa, resteremo a Venezia per parlare di Carnevale, ma subito dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale a Venezia per parlare di Carnevale, non però delle iniziative quanto della necessità, come ogni anno, di gestire l'enorme flusso in arrivo. Allora è stata firmata ieri l'ordinanza per gestire appunto l'arrivo, l'invasione di Carnevale. Sensi unici e temporanei, obblighi e divieti sono le misure che anche quest'anno potranno essere applicate a Venezia nei giorni più caldi del Carnevale, in programma dal 16 febbraio al 5 marzo. L'ordinanza dispone specifiche azioni a tutela della circolazione pedonale nel centro storico di Venezia.
In particolare il provvedimento prevede che in caso di afflusso di persone tale da compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale, il personale della polizia locale avrà la facoltà di dirottare il traffico e organizzarlo con l'istituzione di sensi unici e temporanei obblighi e divieti, facendo transennare se necessario le aree interdette e inibendo l'accesso in determinate zone in cui la presenza e il transito di persone potrebbe creare pericolo per la pubblica incolumità. L'inosservanza dei divieti prevederà una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro. Sul fronte del programma prosegue invece il recupero di personaggi ed eventi semidimenticati della millenaria storia della Serenissima. Dopo la disfida sul Ponte dei Pugni vista nel 2018, annuncia il delegato alle tradizioni Giovanni Giusto, quest'anno tornerà anche la figura del Signore della Notte. Erano praticamente dei personaggi, dei supereroi nel vero senso della parola, va bene, che non avevano paura di affrontare nulla e nessuno, che agivano di notte per la sicurezza di Venezia. Quindi loro erano il vero deterrente, lo spauracchio dei malavitosi. Erano personaggi che si confondevano con le tenebre e uscivano nel momento giusto, e per chi lo doveva affrontare erano dei momenti veramente tragici, tanto che dalla sembra addirittura che derivi, attenzione, ti faccio vedere l'uomo nero, ed era il Signore della Notte. Parliamo adesso di ferie solidali, un vero e proprio boom nella Marca trevigiana. L'ultimo caso è quello di un'infermiera dello Pitergino a cui i colleghi hanno regalato centinaia di giorni per accudire il figlio malato. Storie che commuovono i trevigiani e indirizzano sempre di più l'ULSS trevigiana verso la creazione di una apposita banca ore. Una cosa positiva, aiuta un po' tutti anche questo discorso delle ferie solidali. Certo, certamente, per dare una mano agli altri, senz'altro. I casi si moltiplicano e quello delle cosiddette ferie solidali è un fenomeno che enti e aziende si accingono a codificare, trasformando il dono di ferie permessi a genitori colpiti dal dramma di un figlio malato da episodio, fenomeno estemporaneo a possibilità prevista, messa nero su bianco. Il caso di un'infermiera dell'ospedale di Oderzo a cui i colleghi hanno devoluto in totale 440 giorni per prendersi cura del suo bambino è emblematico. Il più bel regalo che potevate farci è stato il ringraziamento commosso della destinataria, una raccolta nata tra WhatsApp e qualche chiacchiera alle macchinette del caffè che colpisce e fa riflettere l'opinione pubblica. Mi sembra una buona iniziativa, sicuramente. Se dovesse capitare a te lo faresti? Di cedere le federe? Assolutamente sì. Ben volentieri per certe tipologie di cose, di necessità. Un grande atto veramente di solidarietà e io ringrazio tutti i colleghi dell'ospedale. È una solidarietà che vorremmo poi portare in tutta l'azienda ULSS, creando la banca delle ore, cioè le ore che i nostri collaboratori donano per aiutare altri che evidentemente sono in difficoltà. I sindacati appoggiano e rilanciano l'azienda sanitaria. Bene sarebbe che di una banca delle ore potessero usufruire anche lavoratori che si trovino ad affrontare problemi propri di salute o di altri familiari, non solo dei figli. È il caso di una dipendente dell'ARPAV di Treviso a cui i colleghi hanno destinato delle ore di permesso per prendersi cura della sorella gravemente malata e del figlioletto di quest'ultima in tenera età. Casi che riguardano aziende pubbliche ma che nel privato sono già numerosi e che confermano come, in caso di necessità, ogni piccola o grande comunità si stringa intorno a chi ne ha bisogno. Abbiamo raccontato in questi giorni la presentazione di una app particolare a Padova che permette a chi ha un cane di facilitare la passeggiata in città. L'abbiamo provata con l'aiuto di un esperto. I cani sono sempre più parte della famiglia ma anche della quotidianità urbana. L'app Ukidog, presentata dal Comune di Padova, è entrata in servizio per aiutare il rapporto cani-umani e migliorare quella tra cani e cani. Noi abbiamo chiesto a un'esperta di provarla per noi, fornendola delle più sofisticate tecnologie. L'esperta, Penelope, ha accettato con pazienza. Ci si registra, si manda la mail, si geolocalizza il tutto e si va fuori a fare la passeggiata. Quindi adesso andiamo a vedere con l'applicazione se effettivamente funziona e quando incontra gli altri animali ci dice qualcosa. Nel frattempo lo facciamo naturalmente con l'iPhone direttamente in mano a Penelope, in zampa. L'applicazione è di fatto un social geolocalizzato che evidentemente è ancora in fase sperimentale, ma una volta resa stabile potrebbe diventare molto utile. Funzionerà bene però se molte famiglie iscriveranno il proprio cane, altrimenti da sola è fine a se stessa. Quindi può girare e l'applicazione sa che qui ci sono cani che normalmente litigano con Penelope, lei tendenzialmente tende a fregarsene, ma non si sa mai, se invece c'è un cane
che è più aggressivo rispetto a Penelope quando gli viene tolto il suo spazio, ebbene allora sì, questa applicazione può effettivamente servire. Riesco a vedere se ci sono cani aggressivi o ritenuti aggressivi nella zona che frequenta il mio, ad esempio in questo caso non c'è problema, ma se ci fosse magari con il proprietario eviteremmo assieme con la stessa applicazione di incontrarci e di far sì che magari i nostri cani possono farsi male a vicenda o semplicemente tirare troppo per il guinzaglio. Continueremo allora a provare questa applicazione. Adesso siamo in chiusura, vi ricordo la puntata di ore 13 di oggi con il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Ci chiederemo: i genitori possono rovinare la vita ai figli? È un dibattito sempre molto importante, quello del rapporto genitori-figli, e anche appunto in negativo. Cercheremo di capire se esiste questa possibilità e quanto incide il rapporto anche poi nel futuro dei figli. E poi questa sera 20:10 per parlare di autonomia, partiremo dall'autonomia per parlare anche poi di ambiente e di energia con Alessandro Manera, assessore all'ambiente del Comune di Treviso, e con Stefano Busolin, presidente di Asco Trade. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto tempo asciutto e stabile un po' su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra 0 e 1 grado, massime comprese tra gli 8 e i 13 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Il sole sarà protagonista della giornata. Non sono infatti attese precipitazioni degne di nota. Il cielo sarà soleggiato su tutti i settori. Temperature minime comprese tra 0 e 3 gradi, massime oscillanti tra gli 11 e i 13 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Lo scenario sarà molto simile, avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra 1 e 4 gradi, massime oscillanti tra i 13 e i 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.